Un'interrogazione parlamentare è stata presentata al deputato agrigentino onorevole Giovanna Iacono in merito alla situazione di crisi delle emittenti televisive locali a salvaguardia del presidio democratico. La Iacono scrive: il governo chiarisca come e se intende modificare le norme poste a monte del finanziamento alle emittenti locali che rappresentano oggi un presidio essenziale di pluralismo e democrazia territoriale. Nella giornata di oggi, afferma l'onorevole Giovanna Iacono del Partito Democratico, ho presentato come prima firmataria, insieme ai colleghi Barbagallo, Marino e Provenzano, un'interrogazione a risposta in Commissione, soprattutto per comprendere se a riguardo delle notizie fin qui trapelate rispetto alla riforma del DPR 146/17 si terrà conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e i rappresentanti di categoria rispetto all'abrogazione delle soglie del numero minimo di dipendenti per l'accesso ai contributi, il ripristino del principio di proporzionalità per l'assegnazione dei punteggi, destinare il 70% del fondo alle emittenti televisive locali, con una quota del 20% destinate alle emittenti comunitarie in parti uguali e il 50% proporzionalmente alle commerciali, con particolare attenzione all'informazione, il 30% alle emittenti radiofoniche e l'abrogazione del parametro Auditel che attribuisce ben il 30% del punteggio per l'accesso ai fondi e ai dati degli ascolti TV. Le TV locali sono già provate, continua nella sua interrogazione l'onorevole Iacono, dagli anni della pandemia e dal passaggio al digitale terrestre, non potranno reggere la nuova revisione del settore. Questo si ripercuoterà non solo sul principio costituzionale del pluralismo culturale e dell'informazione, ma anche sulla sopravvivenza di aziende che rappresentano l'unica fonte di sostentamento per molte famiglie.